Benvenuti a questo nuovo appuntamento nella terra dei nuraghes. Oggi parliamo di un'isola che tutti conoscono ed è un'isola meravigliosa della Sardegna, appunto l'isola di Caprera. Un'isola che oggi apparentemente sembra solo, diciamo così, essere visitata certamente per il compendio garibaldino, indubbiamente per questo, ma anche per insomma, le coste mozzafiato, le spiagge e la natura incontaminata di questa bellissima isola vicino alla Maddalena. Ma Caprera è stata anche, proprio perché insomma, Garibaldi ci ha vissuto e quindi era insomma, la sua isola se vogliamo, è stata protagonista anche di un momento molto particolare storico che oggi vi voglio raccontare e che molti non sanno e non conoscono. Siamo al di là dell'unità d'Italia già del 1860, ormai al di là del momento storico in cui i Mille riescono a prendere anche Napoli e quindi ormai il regno di Sardegna diverrà poi il regno d'Italia, e in quel momento appunto dopo la spedizione di Mille, con la spedizione di Mille, Garibaldi è a tutti gli effetti l'eroe italiano del momento. Dopo quei fatti si ritira a Caprera e insomma ormai la sua fama è internazionale, lo era già da un po', ma in quel momento diviene veramente un qualcosa di grande effetto internazionale. In questo momento appunto viene anche contattato dagli americani, dagli statunitensi, e quindi immaginatevi nella rada insomma di Caprera l'attracco della nave dell'ambasciatore americano che va a consegnare una lettera personalissima del presidente americano unionista in quel caso, perché insomma si stanno per staccare, no? Gli Stati Confederati e Stati Unionisti degli Stati Uniti appunto, Abramo Lincoln, e consegna una lettera molto importante perché è un invito vero e proprio al generale Garibaldi di poter avere al suo comando un'armata per combattere, per gli unionisti, per combattere contro i confederati. È una cosa molto particolare che determina ulteriormente, conferma ulteriormente la grande fama di Garibaldi in ambito umano e in ambito militare soprattutto. E Garibaldi scrive al re Vittorio Emanuele, ci pensa e sembra quasi accettare, anche se vorrà qualcosa di più rispetto a quell'incarico che gli viene offerto. Scrive comunque a Vittorio Emanuele II e gli dà, diciamo così, il benestare, no? Su questa nuova avventura, ma in quel momento accade il fatto dell'Aspromonte, quindi si prende un po' di tempo per rispondere ad Abramo Lincoln, il nostro Garibaldi, però poi ci saranno i fatti dell'Aspromonte che tutti conosciamo. E in quei fatti appunto dell'Aspromonte Garibaldi resta ferito. Gli verrà offerta un'ulteriore, no? Gli verrà ancora detto un'altra volta di poter andare per seguire, per fare la guerra di secessione per gli unionisti, che già comunque in quegli anni è operativa, è già attiva, è già in corso, però non andrà, Garibaldi non andrà. Ma chissà, se fosse andato, che cosa sarebbe successo? Avrebbe certamente vinto. Alla fine lui chiedeva di essere, diciamo così, quasi il comandante supremo delle forze armate, una cosa che non poteva essere, non potevano assolutamente accettare gli americani, c'erano grandi e validi generali, tra cui il generale Grant, che poi diventerà anche presidente degli Stati Uniti, ma ci sarà anche il generale Sheridan, per dire, e quindi è stato il destino a non volere Garibaldi negli Stati Uniti. Ma se fosse andato sarebbe stata quella, insomma, porre questa domanda: dopo la guerra di secessione avrebbe combattuto ancora lì per l'ideale contro le nazioni native americane? Perché la guerra di secessione al termine ha portato quella che è ormai la soluzione definitiva delle riserve indiane e quindi dell'attacco a quelle popolazioni. Che popolazioni c'erano al tempo? C'erano popolazioni conosciute come quelle che conoscono i Sioux, che in realtà è una grande confederazione, e anche una confederazione linguistica di più lingue. Stiamo parlando di Dakota, ma avrebbe anche trovato i Comanche in quelle poi battaglie furiose nel Texas, ma avrebbe trovato anche gli Cheyenne
Già il massacro di St. Creek nel 1864, nel novembre del 1864, ad opera del colonnello Shivington, ha già determinato in quel periodo quella che era l'azione finale del massacro delle popolazioni native, del confinamento nelle riserve da parte degli Stati Uniti. Ma quella più famosa forse è la battaglia del Little Big Horn nel 1876, dove sia Cheyenne del nord e del sud, ma anche Arapaho del nord e del sud, e poi nella maggior parte, nella maggioranza, i Lakota, quindi da Hunkpapa, Oglala, insomma tutte le popolazioni di quelle 7 nazioni Lakota, e insieme anche ai Sante, gli esuli delle guerre del 1860 e 1862 del Minnesota, tra grande nazione dei Sante e Sioux, quindi parenti dei Lakota, con il capo Hinkpah Dutta. Lì nel 1866, nel giugno del 1876, nella battaglia di Little Big Horn in Montana, troverà Custer la morte, ed è forse l'ultimo tentativo delle confederazioni indiane di poter restare liberi, ma poi ormai ci si arrenderà, e quindi anche Toro Seduto nel 1880-1881 si arrenderà. Ci sarà anche la morte di Cavallo Pazzo qualche anno prima, e ormai gli indiani, quindi i nativi americani, saranno ormai tutti confinati nelle riserve. E quindi chissà Garibaldi cosa avrebbe fatto. Un uomo, Garibaldi, che era certamente contro le oppressioni dei popoli, e quindi anche contro la schiavitù. Lui stesso aveva combattuto contro la schiavitù anche in Sud America, e quindi probabilmente non sarebbe stata una felice presenza di Garibaldi dopo la guerra di secessione se avrebbe combattuto, se avesse combattuto. Con questo io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana con un nuovo appuntamento nella terra dei Nuraques.